E ora parliamo di ciò che è successo nelle puntate precedenti. Il servizio di Medesimo. Le indagini di Pompiero sulla scomparsa di Buonanima sembrano in alto Mario, ma grazie ad un falso allarme antincendio, C'è un incendio! il vigile del fuoco ha la possibilità di ispezionare l'ufficio di Lord Micidial. Ginetto intanto si esercita in modo brutto nel ruolo di conduttore, mentre la sorella Melanie, dopo aver tentato di riavvicinarsi a Mario, ancora ferito nei sentimenti, comincia a interessarsi al caso Buonanima. Com'era questo Buonanima? Era un coglione. Durante la diretta, Mario viene distratto dai fratelli Peluria che lo chiamano col telefomando e non si accorge dell'allarme antincendio che svuota l'edificio, trovandosi costretto a chiudere il telegiornale da solo. Torno subito. Ma che cazzo è? C'è nessuno? Tuttavia, poco dopo incontra Pompiero, che ha sorprendentemente reperito documenti segreti sulla sparizione di Buonanima. Mario è al settimo cielo, i documenti sono scottanti. Ma cosa fa? Ma è un idiota. E anche per oggi ho finito, me ne vado. Voi no, rimanete in compagnia dei fratelli Peluria e guardatevi Mario. Mi offende, ancora! Arriva. Problematiche, tutto a male. Poi una volta che trovi la documentazione valida, arriva un pompiere che te la distrugge. Problematiche. Sono demoralizzato, molto demoralizzato. Mario, ma che fai? Scalcio, non lo vedi che scalcio? Erano 2 anni che non scalciavi, Mario, ti ricorda? Sì, mi ricordo, ma adesso è molto più grave, scalcio. Mario! Sono finito. Prenditi un calmare. No. Sono finito. Anzi. Sono finito. Prendine due. Sono finito. Siediti, Mario, siediti. Ecco Tranquillo. Bravo. Ecco qua. No, sono calma adesso. Il fatto è che sono arrivato a scoprire la verità su Buonanima e poi tutto è andato distrutto. Forse ho esagerato con la dose. Mario, senti, io lo so che cosa ti ha ridotto così, amico mio. Non è la Micidial. No. Non è la penale da 4 milioni di euro. Non sono gli sponsor del TG. Non sono gli sponsor, figurati. E non è nemmeno la scomparsa del vecchio direttore. Non è una scomparsa. È l'amore, Mario. È l'amore. È l'amore. Non è che mi ero innamorato di Melanie. Però quella è la figlia di Nietzsche. Però è tutto a posto, dritto per dritto, è tutto bene. Ah, Carolina. Cosa fai? Ciao. Sto pulendo. Ma questo spray spruzza fango. Si chiama Spocchi e pulisci. Se non spocchi, cosa pulisci? Senti, sai se c'è mio padre? Ah sì, andate un attimo al bagno. Fra 2 ore vieni. Bene, grazie. Prego. Questo programma è offerto da... C'ho immensa collera! Danneggio tutto! Danneggio roba! Mario, stai calmo, ti prego, non fare così, Mario! Danneggio tutto! Sei nervoso e ti chiami Mario? Calmario, il farmaco che calma le persone, chiamate Mario. Mario, stai calmo, prendi questo! Sei molto calmo, molto più tranquillo, molto più sereno.
Calmario, il farmaco che calma le persone, chiamate Mario. Ah, sono pieno di collera! Adesso lo spacco in 1000 pezzi! Attenzione, Calmario non funziona sulle persone con nomi diversi da Mario. Aspetta, prendi questa, Franco! Ah! Il mio violino di 100 anni! Calmario, Fottiti, nonno! E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Buongiorno dall'amici di LTG. Il sovraffollamento delle carceri ha raggiunto ormai livelli allarmanti. Per questo il governo ha emesso un provvedimento che converte la normale reclusione in altre forme punitive. Il servizio di salvo errori. Celle super sorvegliate, isolamento forzato, gabbie umane. Tutto questo per molti galeotti sarà solo un ricordo. Con il nuovo provvedimento punitivo, infatti, i futuri criminali saranno obbligati a scontare la loro pena in altri modi. Come ad esempio Vito Racchione, condannato a 7 anni di fila alle poste. Ma scusa, ma tu eri dietro di me, perché ti sei messo davanti? Ma che cosa dice? Ma non diciamo... No, ha ragione la signora, lei ha preso il biglietto dopo di me. Guarda il numero, Ma che numero? T'ho detto che ha ragione. Ce l'ha cartocciato il numero, Calma, dai, calma, va bene, dai, passate avanti, va bene. Ma cosa va bene? Ma non fare il prepotente, capito? Non fare il prepotente, cerca di non fare il prepotente, stai calmo. Oppure Beppe Fischialotti, condannato a 10 anni di ascensore con ciccione sudato. Madonna, che caldo. Non ce la faccio qui, mi sento svenire. Oh, Madonna, che caldo. E Alberto Giastalli, condannato a moglie a vita. Sei un egoista, sei! Sei un egoista! Non hai mai pensato a me! Hai rubato, cosa hai fatto? Non lo so, adesso ti trovo in casa pure con le manette! Guarda, neanche una carezza, un pensiero, niente! Eh sì, lo puoi fare anche con quello! Mi viene da piangere, mi viene! Da Salvo Errori è tutto, a te la linea, Mario. Pochi minuti fa si è concluso il Giro dell'Etruskia. Il vincitore è Strongolon, il ciclista su cui pesano forti sospetti di doping. E noi ci colleghiamo con Francesco Patanella che intervisterà il vincitore. Strongolon, un'ennesima vittoria, sei soddisfatto? Sì! E cosa rispondi a chi ti accusa di doping? No! No! Non è vero niente! Ci deve pure essere qualcosa su questo buonanima. Bingo. Cavolo, c'è la password. Proviamo con questa. Ma... No. Dai, Melanie, impegnati. Qual è la cosa meno scontata? Qual è la cosa meno scontata? Ah, sì. Figlia mia, che ci fai qua? Io? Stavo controllando che fosse tutto a posto dopo l'incendio. Ma che incendio? È un falso allarme! Tu piuttosto non dovevi essere in bagno per 2 ore? Sì, ma ho sentito una musica circospetta. La senti? Cosa mi nascondi di dietro? Niente.
musica, che bello! Non è tutto a posto. Ciao ciao. È morto oggi Vincenzo Capoccia, l'uomo dalle incredibili capacità mnemoniche. I suoi concittadini gli hanno dedicato un monumento alla memoria. Il servizio. Io vado in bagno un attimo. Oh, Giaffro. Oh. Ma lo sai che mio padre è gay? Ah, e quindi tua madre come l'ha presa? E niente, è gay pure lei. E quindi? E quindi niente, si sono scambiati i vestiti e chi si è visto, dai. Ma che fa? E passiamo alla cronaca. Maxi furto di lampadine ieri a Roma. La polizia brancola nel buio. Dammela uno, dammela due, dammela uno, dammela due. La una alla due, la una alla due, la una alla due. Cinetto, cosa fai? Non sei ancora pronto per la diretta, Mi piacerebbe, ma non lo sei. Io mi annoio, Mario, che posso fare? Fai una bella cosa adesso. Ti prendi un bel microfono, vai in giro per strada e fai delle interviste alla gente sui temi che più ti interessano, politica, attualità, costume, società, indagini, polemiche. Chiedo pure che ore sono, posso? E chiedi pure che ore sono, quello che vuoi. Cerca di qualcosa di più interessante, no? Che tu pensi possa interessare alla gente, no? Sì. Va bene? Sì. Dai, vai. Vai che mi hai anche imbrattato tutta la scrivania, Con tutta la calma che ci contraddistingue. Vabbè, puliamo questo scempio, sempre con calma. Molto calmi. Ok. 3, 2, 1... E passiamo al gossip. Come sono le nostre star senza trucco? Sono davvero belle come le vediamo in TV? O sono dei mostri, tipo dei mostri, come se fossero dei mostri? Scopriamolo nel servizio di Gio Cagnaccia. Attrici, veline, cantanti, star del momento che incarnano i sogni delle adolescenti. Sono bellissime, sono sexy, sculettanti. Ma cosa c'è di vero nel loro aspetto? Per scoprirlo ci siamo appostati di nascosto nell'albergo dove risiede Bellezza Ramirez. Alle 2:30 del mattino Bellezza rientra da una cena di gala con il suo fidanzato Gabriel Granchio. Guardate quanto è affascinante. Poi ci appostiamo per tutta la notte di fronte alla sua stanza e la mattina dopo mi fingo di essere la cameriera che le porta la colazione a letto. Bellezza, è arrivata la colazione a letto! Ma io non ho ordinato nessuna colazione. Bella sì, ma non come in televisione. E ora ci colleghiamo con il nostro inviato internazionale Amarino Mallo, che si trova nel Connecticut e precisamente a Dartford, dove poche ore fa una palazzina è esplosa a causa di una fuga di gas dalla cucina di un inquilino del terzo piano, un pensionato molto distratto. Ma fortunatamente non c'è stata nessuna vittima perché tutti i condomini erano impegnati in un'esercitazione antincendio organizzata dai pompieri di zona. Amarino, ci sei? Raccontaci cosa è successo. Hai già detto tutto tu, Mario. Ah, va bene, grazie Amarino. A te. E quindi cosa è successo? Chi l'ha rapita? È successo che mentre scrivevo la lettera a Mario sono entrate delle persone nel mio ufficio. Ragazzi, scusatemi, ma qua non si possono avere visioni rivelatorie, Ma mi stava dicendo che... No, ma non è per te, capito? Cioè, che se faccio avere la visione a te, qua mi si riempie di visionari in un attimo. Più che altro, guarda quella come sta messa oggi, guarda. Oggi alterna salti di gioia a doti profetiche. Presto saranno le 13:12! Frega, te ci ha preso?
Ci sono progressi nella cura della smartphonite, infatti oggi esce in tutti gli store online una fantastica applicazione che inibisce l'uso dello smartphone. Tutti i dettagli nel servizio di Salvo Errori. Il servizio SOS Smartphone, ideato dal Comune di Milano per aiutare i malati di smartphonite, ha purtroppo fallito i suoi obiettivi. Infatti la maggior parte degli accompagnatori sono stati contagiati anche loro dalla malattia. Ma tu ce l'hai WhatsApp? Sì, sì, pure Instagram. Adesso che ti faccio una foto, Pubblica, Ma una nuova cura arriva proprio dallo smartphone stesso. È un'applicazione creata dalla Micidial Corporation e si chiama CePhone. Una volta attivata, l'applicazione dissuaderà ogni successivo utilizzo dello smartphone attraverso un ben assestato sganassone. L'inibizione all'utilizzo potrà essere parziale, solo per internet, o totale, con limitazione per qualsiasi funzione dello smartphone, da scegliere in base alla gravità della malattia del paziente. Scusi, io devo fare una chiamata urgente, ma non riesco a disattivarlo. Come devo fare? Mi faccia provare. Da Milano è tutto, salvo errori. E ora la nostra rubrica con Ippolito Germer. La rogna selvatica, il vomito del tennista, la lebbra del sabato sera. Queste solo alcune delle malattie che continuano ad allietare le nostre vite. Ma oggi parleremo di una patologia molto grave che colpisce un italiano su uno, la vecchiaia. E lo faremo col dottor Cardiovascolari. Buongiorno. Buongiorno. Dottore, che cos'è la vecchiaia? La vecchiaia è la degenerazione cellulare dovuta al trascorrere del tempo. Si spieghi meglio. Beh, è quando incominci ad assomigliare a tuo nonno. Ah, e dottore, quali sono i sintomi principali di questa patologia? Attrazione verso il semolino, voglia di visitare i cantieri per le strade, desiderio di indossare vestiti orribili. E esistono dei rimedi per sconfiggere questa malattia? Beh, sì, ce ne sono principalmente due. La morte, che pone fine all'esistenza, dunque anche alla vecchiaia, e la non nascita. Questa è da preferirsi in quanto prevenire è meglio che curare. E il lifting? Non c'entra un cazzo. Bene, allora state alla larga dalla nascita o se preferite sparatevi una bella fucilata sulla capoccia. Io ringrazio il dottore. A lei. E io do appuntamento alla prossima malattia. E oggi si celebra la giornata nazionale dell'omicidio volontario. In diverse piazze italiane ci saranno degli stand dove con una piccola offerta di 5 euro potrete avere un bonsai e una pistola carica con la quale potrete commettere omicidi a piacimento. Il ricavato andrà ovviamente ai parenti delle vittime. E ora passiamo alle previsioni meteo del sistema solare. Il meteo è offerto da Calmario. Buongiorno e benvenuti al Meteo Planetario. Domani su Plutone si prevedono banchi di ghiaccio a partire dalla mattinata per andare poi a scemare nei prossimi 6.000 anni. Su Giove invece avremo sole tutto il giorno, anche se leggermente velato da una nebbiolina tossica. Su Mercurio il sole sorge alle 7 e tramonta alle 1220:15. Mareggiate su Nettuno. Proprio mo che avevo preso le pesce per andare alla crociera sul Nettuno. Proprio adesso. Già santa, mannaggia. E andiamo a Venere che ci stanno le puttane. Ma sei scemo, sì. Quella a Venere ti prende le malattie venere. Con tutte le bobbone che vedi. Ma che bobbone, là c'è andato il mio amico. Sono un cretino. A Venere fa male. Ti viene la cataratta. Tanto tu quello già ce l'hai. Ma ancora? Mo ti tiro una forchettata. Mo ti un forte in pizza. Ti capisci? Oh, guarda che hai fatto. Arcobaleni a Gogò su Saturno.
Grazie e buongiorno. Il meteo è stato offerto da Calmario. Bene, il telegiornale finisce qui, io vi do appuntamento a domani come sempre, dritto per dritto. Grazie e buona giornata. Che cazzo ci fai qua? Vice direttrice, potrebbe evitare di occupare il mio ufficio, gentilmente? Mario, ho trafugato un documento segretissimo a mio padre e sono anche riuscita a codificare la password, guarda. Stronzate! A volte la cosa meno scontata è la cosa più scontata, guarda. Sei pallini, hai capito? Montagna di stronzate. Ma non capisci? Questo è il documento ufficiale sui crimini commessi dalla Micidial. Possiamo vedere se c'è il rapimento di Buonanima. Sì, come la diossina, come Kennedy, come l'11 settembre. Un mare di stronzate! Ma non è così, Mario. Tutto quello che c'è scritto qui dentro è vero. Guarda, guarda, guarda. C'è rapimento di Paolo Buonanima. Ma non è spuntato. Presto ti ingraviderò e avremo un futuro insieme, perché tu sei una persona vera, Jenny. Tu sei una persona vera!